Abbiamo chiesto la convocazione della prima e della terza commissione, siamo di fronte a uno degli ennesimi fallimenti, stiamo facendo veramente tante brutte figure come Regione Veneto. Addirittura oggi c'era l'ipotesi di pignoramento di una sede, c'è stato il rischio, o meglio c'è ancora il TAR che ha richiesto la restituzione di 1.800.000 euro da parte della Regione a favore di Veneto Nanotech. È veramente un peccato, lo dico con amarezza, che una struttura sulla quale il Veneto aveva investito, ed era un'idea giusta, cioè quella di investire sulla ricerca, sulle nanotecnologie a favore del sistema d'impresa, perché questo era l'obiettivo di Veneto Nanotech, finisca e naufraghi così, così malamente e così negativamente. Avrà un impatto negativo per i lavoratori, avrà purtroppo un impatto negativo per i giovani cervelli che continueranno a fuggire all'estero, sono 9.000 le persone che ogni anno abbandonano il Veneto, siamo la seconda regione dopo la Lombardia, e avrà un impatto negativo per le imprese che potevano beneficiare degli sviluppi e dei lavori sulle nuove tecnologie, sulla ricerca a vantaggio delle proprie produzioni. Quindi è veramente un disastro, un fallimento e la dimostrazione di come la Giunta Zaia investa poco sul futuro di questa regione.